Palasport di Conegliano dal 1° ottobre si chiama Prealpi San Biagio Arena. Non un semplice rebranding, ma un vero e proprio percorso su più fasi che vuole fare della struttura un punto di riferimento per il territorio, grazie alla collaborazione tra il Comune di Conegliano, Banca Prealpi San Biagio, la Rucker e Stage Live, società appositamente creata per gestire l'impianto. È un progetto questo che ci vede molto coinvolti, ma anche con entusiasmo, perché è un progetto che va a creare ancora ulteriore territorio. Per Banca Prealpi è certamente un grande investimento, ma è anche una grande scommessa che spero possa essere positiva per tutti. Rivedere il palazzetto rinnovato, ma anche nella sua massima efficienza, io credo sia una gioia un po' per tutti, perché dove c'è sport c'è vita, dove c'è sport c'è soprattutto lo sviluppo di questi ragazzi che possono pensare a qualcosa di sano e possono pensare anche di impegnarsi in attività veramente importanti, credo che per la loro formazione anche personale. La nuova Prealpi San Biagio Arena vuole riportare a Conegliano un maggior numero di concerti assieme a conferenze, convention, eventi culturali e soprattutto sportivi. Avere oggi Prealpi San Biagio Arena come intitolazione per noi è un punto d'arrivo, come ho detto, ma anche un punto d'inizio, perché Prealpi da sempre è un punto di riferimento per tutto il territorio, non solo nella questione delle grandi società sportive, ma anche e soprattutto nella solidarietà. Per cui una banca che riesce ad intercettare i bisogni del territorio, dare una risposta e ripeto, da adesso in poi comincia una grande avventura. 15 anni con Rucker, con Banca delle Prealpi, non poteva esserci inizio migliore per Conegliano. E la Prealpi San Biagio Arena sarà la nuova casa della Rucker, società di basket militante in Serie B, ma nell'impianto si potranno allenare tra le 5 e le 6 società sportive, dalla pallavolo alla scherma fino al pattinaggio e al tiro con l'arco. Stiamo rifacendo tutto quella che è la parte estetica decorativa, con pitture, impianti LED, wall e quant'altro, ma soprattutto impianto audio nuovo, impianto luci da gioco e luci spettacolo nuovo, dunque configureremo lo spettacolo della partita dell'evento veramente a un livello molto molto alto e piacevole per tutti, soprattutto per le famiglie. Chiaramente questa operazione del palazzetto ci permetterà di creare una sostenibilità che probabilmente tante società non hanno e che sicuramente proietta nel futuro questa società a diventare chiaramente una società molto importante per l'una e per l'altra cosa, dunque per lo sport e per quello che è l'ambito spettacolistico.